È un progetto che è nato nel 2019 su suggerimento da parte di alcuni nostri clienti che a loro volta avevano deciso di seguire il loro percorso di appunto sostenibilità e hanno deciso di calarlo anche verso noi fornitori. Dapprima l'abbiamo preso come quasi una noia, quasi un fastidio, perché voleva dire rimettere in discussione tutta una serie di processi e tutta una serie poi anche di cose che venivano fatte abitualmente in un certo modo. Poi invece abbiamo capito assolutamente la necessità di intraprendere questo percorso e abbiamo deciso di fare un progetto molto strutturato che è partito con un commitment molto forte dall'alto e poi pian pianino l'abbiamo calato nelle varie divisioni del gruppo. Devo dire che senza il forte commitment da parte del Consiglio di amministrazione e della testa dell'azienda sarebbe stato impossibile riuscire poi a strutturarlo in maniera così dettagliata e in maniera così, mi sento di dire, anche di successo. Uno sposa l'idea della sostenibilità per un rispetto verso determinati valori, un rispetto verso l'ambiente e poi per preparare anche il nostro pianeta per i nostri figli, per lasciare qualcosa di positivo. Alla fine devo dire che il risultato è che ci si riesce anche a guadagnare, nel senso che i profitti, proprio per effetto del controllo maniacale degli sprechi, alla fine vengono di conseguenza.